Si è riunita l'assemblea dei soci dell'AICA convocata dall'avvocato Sabrina Lattuca, presidente dell'assemblea dei sindaci di AICA. La seduta si è tenuta presso la sede operativa dell'azienda idrica Comuni Agrigentini ed è stata caratterizzata da un intenso confronto sui temi all'ordine del giorno. In particolare l'attenzione è stata posta sulla gestione delle risorse e sulle misure necessarie per garantire l'approvvigionamento ai cittadini. Si è discusso sulle strategie volte a migliorare l'efficienza della rete idrica e a superare le difficoltà operative legate alla siccità e al deterioramento delle infrastrutture. Il presidente Lattuca ha chiesto di allegare come in effetti sono stati allegati gli schemi tipo i protocolli con AICA per le riparazioni urgenti e per il collegamento con l'anagrafica dei comuni al fine di combattere l'evasione. Un altro importantissimo tema trattato è stato l'adeguamento contrattuale per i dipendenti dell'AICA, oggetto di un recente incontro con l'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Tema quest'ultimo, afferma il presidente Lattuca, affrontato in prefettura su convocazione del prefetto lo scorso 23 dicembre, in presenza anche delle parti sindacali, i vertici di AICA, oltre al presidente Lattuca. Dopo un'attenta analisi è stato deciso all'unanimità dei sindaci presenti, per una quota superiore all'80%, di dare indirizzo agli uffici di adeguare i contratti a far data dal 2026. Un risultato importantissimo che garantirà la maggiore serenità ai dipendenti, confermando l'impegno dell'azienda verso il proprio personale. Al termine dell'assemblea il presidente, avvocato Sabrina Lattuca, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto. La decisione di adeguare i contratti dei dipendenti rappresenta un segnale importante per il futuro dell'azienda e per la dignità lavorativa di chi ogni giorno si impegna a garantire un servizio essenziale alla collettività. Parallelamente rimaniamo concentrati sulla crisi idrica e finanziaria dell'AICA, che richiedono interventi immediati, concreti, anche in ordine al recupero delle risorse. Ringrazio, continua Lattuca, i componenti della consulta che hanno dimostrato una competenza di volontà al fine di avviare un dialogo costruttivo per la risoluzione delle varie problematiche. I sindaci, conclude il presidente Lattuca, hanno così dimostrato il loro impegno nel perseguire soluzioni efficaci per garantire la continuità del servizio idrico, la tutela dei lavoratori, dimostrando ancora una volta la centralità di AICA nel panorama gestionale dei comuni agrigentini, nonostante la grave crisi idrica e finanziaria volta alla gestione del servizio pubblico.